Sono stati 5 mesi tragici per il Veneto. Da gennaio a maggio le morti bianche registrate sono state 39 su un totale di 388 in Italia. Praticamente una vittima su 10 era veneta. Un bilancio nero per la regione e per il mondo femminile, perché in Veneto in questi 5 mesi sono decedute 10 lavoratrici su un totale di 43 donne che hanno perso la vita in tutta la penisola. A descrivere l'emergenza è l'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre sulla base dei dati INAIL. Una mappatura dettagliata per la nostra regione che spicca purtroppo anche nella graduatoria nazionale per numero di vittime in ambiente di lavoro ordinario, con 25 decessi su un totale di 282 in Italia. Il Veneto è al quarto posto dopo Campania, Toscana e Lombardia. Rispetto poi ai primi 5 mesi del 2014 in Veneto si contano 6 infortuni mortali sul lavoro in più ed è ancora Treviso la provincia più colpita con 9 infortuni mortali. Sono 7 poi i drammi registrati in provincia di Verona e Vicenza, mentre 4 sono stati rilevati a Venezia, Padova, Belluno e Rovigo. Ad essere maggiormente coinvolto dagli incidenti sul lavoro è il settore delle attività manifatturiere, seguito da commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione auto, veicoli e motocicli e poi dai trasporti e magazzinaggi.